Potrebbe essere stata proprio colpa della pioggia battente che si è abbattuta dalla mattinata la causa dell'incidente avvenuto a Giussago di Portogruaro in località Viola. Con il camion un grosso autotreno è finito nel fosso ricolmo d'acqua rimanendo incastrato nella cabina. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. L'autista, bloccato in cabina, è sempre rimasto cosciente ma sofferente. È stato estratto mentre l'acqua stava per riempire la cabina di guida e portato in ospedale. Ma i vigili del fuoco sono stati impegnati in molte ore anche per gestire il violento nubifragio che ha allagato abitazioni, strade e campagne tra Portogruaro, Concordia Sagittaria, Gruaro e Fossalta. Il sindaco però rassicura. Abbiamo avuto alcuni problemi nelle zone di via Palazzine, via Villa Storta, zona dei Ronchi, dove notoriamente ci sono alcuni problemi legati anche sia alla presenza di interrati, ma anche alla necessità che vengano realizzate nel tempo delle opere di mitigazione idraulica, non di mitigazione, di tombinamento, comunque di realizzazione di nuove linee contro il rischio idrogeologico che noi ardentemente speriamo vengano realizzate, ma anche con contributi. Comunque a oggi la situazione è assolutamente sotto controllo, i disagi appaiono contenuti e la cosa si sta risolvendo. E mentre a Portogruaro la situazione è in via di risoluzione, Venezia si è svegliata come da previsione con l'alta marea, che alle 9:10 ha raggiunto un picco massimo di 110 cm a Punta della Salute, 106 invece a Chioggia alle 8:45. Per sabato mattina verso le 9 si prevede un picco di 105 cm nel centro storico. La marea potrà mantenersi sui valori elevati per tutta la durata della prossima settimana. Da lunedì, infatti, l'arrivo di un nuovo e profondo fronte atlantico potrebbe causare un ulteriore aumento del livello marino in corrispondenza con i massimi astronomici.